Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal comunale di Bagheria per Bagheria FC Alcamo, uno dei due anticipi della giornata numero 20 del girone A di promozione siciliana. Bagheria in maglietta e pantaloncini bianchi con il 4-3-3 di Angelo Tomasello. Cagnina in porta, da destra verso sinistra in difesa di Giorgio, Costa, Florio e Bartoloni. A centrocampo Caracappa, Rama e Gallina. In attacco Gio, Stassi e Lucera. A disposizione in panchina Crisafulli per la porta, poi D'Amico, Lopresti, Abate, Fiorentino, De Giorgio, Boatta, Bartolone e Geraci. Risponde l'Alcamo in tenuta bianconera. Anche in questo caso parliamo di un 4-3-3, è quello di Vincenzo Virga con Misseri in porta, in difesa Vitrano, Badò, Gaspare Vivona e Giuseppe Cottone. A centrocampo Chifari, Riccobono e Caruso. In attacco Spina, Lentini e Bellia. A disposizione in panchina Pillitteri per la porta, poi Drago, Federico Vivona, Mancuso, Failla, Lo Piccolo, Tantillo, La Mattina e Cinà. L'arbitro della partita è Flaminia Di Gregorio di Agrigento, assistita da Tommaso Mangiapane e Ilaria Butera, anche loro della sezione di Agrigento. Quasi tutto pronto per iniziare con i soliti controlli alle reti delle due porte. Match che inizierà tra pochissimo, c'è qualche minuto di ritardo. Alle ore 15 la sfida tra Renzo Lo Piccolo Terrasini e Cus Palermo, l'altro anticipo in programma questo pomeriggio. Ovviamente domani il resto del programma. Si parte tutti comodi, è iniziata Bagheria FC Alcamo. Subito con un retropassaggio per Cagnina, oggi con la maglia numero 12 sulle spalle, insolita per lui dato che il suo numero è il 90. Bagheria che è tra le poche squadre che dispone i numeri predefiniti per ogni giocatore. C'è qualche altro esempio, per esempio nell'eccellenza, sempre qui in Sicilia. Partita a porte chiuse, come ormai siamo abituati da anni qui a Bagheria. È stata costruita di recente la tettoia per la tribuna, ma ancora deve essere omologata. Si stanno iniziando i lavori per il rifacimento della gradinata, quindi il settore che vedete sui vostri teleschermi lo stanno riverniciando, così per come hanno fatto con il settore della tribuna. Ovviamente lì non sarà applicata la tettoia, dato che non è stata prevista nel progetto. Potremmo parlare di una sfida storica, questa qui, tra Bagheria ed FC Alcamo. In realtà no, perché l'FC Alcamo non ha preso la continuità dal vecchio Alba Alcamo, infatti c'è stata la coesistenza fino alla scorsa stagione e comunque negli ultimi 2 anni. Occhio a questo pallone in aria, allontanato dalla Bagheria. Alba Alcamo che è scomparso quest'estate, ha ceduto il titolo a Montelepre
capolista in questo girone A di promozione. FC Alcamo che è al terzo anno di vita quando acquisì il titolo del Balestrate. Infatti la squadra bianconera è partita direttamente dalla prima categoria. Nella scorsa estate il ripescaggio, dato il piazzamento playoff, e anche la semifinale della Coppa Sicilia, in cui è stato eliminato dal Santa Venerina. Calcio di punizione conquistato dal Bagheria, che fa partire qualche voce a bordo campo, dalla panchina. Infatti il primo assistente ha bisogno un po' di calmare la situazione. Sul punto di battuta c'è Caracappa, parte morbido in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore e finisce sul fondo. Si ripartirà da Misseri. Bagheria che nello scorso turno ha giocato in trasferta formalmente, ma sempre qui al Comunale, perché ha giocato contro l'altra squadra di Bagheria, ovvero il 90-011. Ha vinto 2-1. Mentre l'FC Alcamo non gioca da un bel po', da 2 settimane, perché domenica scorsa è stato rinviato il match contro il Mazzara per l'impraticabilità dell'Elio Catella. Occhio a Badò che rischia assai qui in fase di uscita. Catella che ormai è diventato un campo di terra battuta. Veramente complicato giocare lì. A parte che tutto il Catella sarebbe da rifare, da ristrutturare, soltanto il campo è uno dei tanti problemi. C'è stata anche l'inagibilità per ospitare il pubblico. Problema che a volte si ripete, perché in parte era stato risolto. E quindi l'FC Alcamo avrà 3 sfide nell'arco di 7 giorni, perché il recupero è stato fissato per mercoledì 19, quindi quello della prossima settimana. E nel prossimo weekend ci sarà sfida successiva, sempre di campionato. Alcamo che si è ripreso, dato il successo nell'ultimo match giocato, quello in casa dello Sport Palermo, vinto 2-1. Per una classifica che fa morale per la squadra di Virga, posizione abbastanza tranquilla, a +7 sulla zona playout. Parliamo di un 8° posto, ed è quello che vuole la società bianconera, dato che l'obiettivo dichiarato è stato quello della salvezza, mentre il Bagheria punta a recuperare la vetta della classifica. Infatti in caso di vittoria oggi ci sarebbe il sorpasso almeno per una notte sul Monte Lepre. Bagheria attualmente secondo a 44 punti. Bartoloni, pallone per Stassi, gira tutto su Lucera che aggancia in area, prova a sterzarsi, non c'è nulla, non c'è un calcio di rigore secondo l'arbitro. Era abbastanza vicina Flaminia Di Gregorio di Agrigento. Anche il contatto è stato sul pallone da parte di Lucera, anziché trovare le gambe dell'avversario che era lì ad effettuare il contrasto. C'è posizione di fuorigioco. Bagheria che riparte
con una punizione. Qui si allunga un po' troppo il pallone. Gallina, ci pensa Caracappa a servire. Gallina si arriva direttamente da Lucera, che valuta un po' la situazione, poi si ferma e gira da Bartoloni. Cross in mezzo, invitante, anche questa attraversa tutta l'area di rigore. Si ripartirà da Misseri. È andata questa sfida, finì 3-0 per il Bagheria, tutta decisa nell'arco dei primi 45 minuti, quindi nel primo tempo. Bagheria che si è imposto subito al Catella, risultato mai messo in discussione. Lanciato Lentini, il capocannoniere dei bianconeri, rimessa laterale. Rimessa laterale per il Bagheria. Stassi, stop a seguire, molto bello, però il pallone se l'è allungato un po', ci pensa Giuseppe Cottone a spazzare. Uno dei due Cottone all'interno della rosa di Virga, l'altro è Gaetano, assente. Leggera pioggia su Bagheria, cielo nuvoloso. Probabilmente l'avete intravisto un po'. Misseri si lamenta dei pochi palloni disponibili anche a fondo campo. Ha detto un po' a tutti: mi state facendo fare il raccattapalle, queste le sue parole. Avrebbe più aiuto in questo senso per velocizzare le operazioni di rinvio. Questione molto allargata in diversi campi, quella dei palloni disponibili ogni volta che escono fuori. Di Giorgio, Stassi, sponda per Gio, che deve accentrarsi invece, effettua il passaggio con Badò che chiude il diagonale. Tra l'altro c'era un palo scoperto, il primo ovviamente quello di Misseri, perché il portiere si stava proiettando dall'altro lato. Il cross di Lucera, difficile da raggiungere per Caracappa, che si è mostrato interessato in quella zona di campo. Azione che si spegne. Stava scivolando Bellia, anche per via del terreno di gioco, che con la pioggia può rendere diverse dal solito le manovre di gioco, le azioni. Di testa Stassi, Gallina allarga, Lucera dà uno sguardo in aria, c'è il cross d'esterno, la presa di Misseri. Pioggia che sta aumentando. Per noi che siamo a bordo campo è un bel problema, come al solito.
rimessa, FC Alcamo. C'è Vitrano, cerca qualcuno. Si muove Caruso, pallone è indirizzato a lui, ma Rama legge meglio la situazione. Lascia scorrere. Salva la rimessa dal fondo per il proprio portiere Canghina. Caso di vittoria per il Bagheria. Ci sarebbe un'ulteriore pressione al Montelepre perché i giallorossi domani non hanno una partita facile, c'è la trasferta a Santa Margherita di Belice. Anche in quel caso parliamo di un campo in terra battuta, oltre che a giocare fuori le mura del Don Pino Puglisi. Bartoloni avanza, mette in mezzo per il colpo in porta di Caracappa, la sblocca il Bagheria 1-0 al 14esimo, la rete di Samuele Caracappa. Passaggio in area che ha funzionato per l'ex Don Carlo Misilmeri, partita che si indirizza in un binario favorevole ai nerazzurri, oggi in maglia bianca, seguendo anche i pronostici della vigilia. Di fatto la partita si è sbloccata alla prima occasione vera e propria, con la rete segnata da Caracappa. E adesso non sarà facile per l'FC Alcamo, anche se ovviamente è ancora lunga. Nonostante un periodo non facilissimo per il Bagheria, soprattutto in casa, non dovrebbe essere problematica la partita di oggi, anche se nel calcio nulla è scontato. Chi ne mastica lo sa. Misseri, rinvio un po' corto. La mette Giulentini, riesce a scambiare con Caruso. Lancia dall'altro lato, Cagnina esce. Controlla il pallone. Siamo anche in compagnia con Ivan Di Giorgio, che potremmo dire un ex di questa partita, dato che tu hai giocato per diversi anni con il vecchio Alcamo. Ciao Ivan. Ciao, buona serata. Che ricordi hai di quelle annate che ormai sono lontane dalla storia di oggi? Il calcio degli anni '80 era un calcio professionistico, era la C2, un calcio molto bello, anche se nostalgico, ma molto bello. Io sono stato anche ex Bagheria, perciò sono ex tutte e due Doppio squadre. ex. Esattamente. Ogni volta che gioca al Bagheria ti ritrovi qua a fare le tue foto. E mi piace, la passione è quella, poi giustamente il calcio è molto bello anche per gente che non lo pratica più. E io sono un appassionato, poi ho anche mio figlio che gioca, perciò faccio l'utile e il dilettevole. Come lo stai vedendo, Manfredi? No, abbastanza bene, si sta calando anche in questa, anche se Manfredi Eccolo qui ha proprio. giocato in Serie D al Dattilo, ha fatto anche questo ruolo, lui si adatta abbastanza bene in tutti i ruoli, sì. È molto poliedrico come giocatore, generoso, è uno che non tira mai indietro la gamba, cioè, l'allenatore ce l'ha sempre a disposizione, in qualsiasi ruolo lo mette, lui cerca di fare il suo lavoro. Ma per chi tifi oggi? Si può dire, riesci? Gioco per la mia squadra che è il Bagheria, perché mio figlio gioca a Bagheria. Ormai l'Alcamo sono bei ricordi, ma di un tempo passato. Il calcio contemporaneo ormai è il Bagheria per noi. Va bene, Ivan, grazie e buon lavoro. Anche a te. Pallone per Bartoloni,
con la Bagheria che gestisce palla con una certa serenità, vorrebbe mettere il match sui binari più comodi possibili per il resto del pomeriggio. Il pallone di Giorgio viene intercettato da Caruso in fallo laterale. Spina prova gli avversari. Lentini si stacca un po', ma ha difficoltà comunque per far ripartire la sua squadra. Gallina, Stassi dietro di prima il Bagheria con Costa che allarga dalle parti di Caracappa, con lui che ha segnato il gol dell'1-0 al 14esimo. Florio verso Di Giorgio. Pallone di Gaspare Vivona per Riccobono. Adesso sono i bianconeri a volersi esprimere. Si dispera Spina. Stassi, grande sponda. Caracappa in profondità, l'appoggio di Gaspare Vivona per Misseri. Anticipo di Rama, di testa Caracappa, gira Di Giorgio. Schiaccia anche Gio. Stassi. E adesso Lucera decide di andare fino in fondo, lo blocca Vitrano. Ancora Lucera in mezzo, di testa Caracappa, ma il gol è annullato per fuorigioco. Aveva colpito anche il palo Caracappa. Secondo assistente, il pallone era già uscito nel momento in cui Lucera era andato al cross. Tra l'altro lì Vitrano sembrava aver bloccato tutto, in realtà no, per l'azione che è andata poi a proporre in mezzo. Proteste a bordo campo con il direttore sportivo della Bagheria Francesco Santillo a parlare con l'arbitro. Dialogo anche con Tomasello, respiro di sollievo invece per Vincenzo Virga. Proteste che vengono placate a un passo dalla doppietta Samuele Caracappa. Si può andare dal rinvio dal fondo per Misseri. Di testa con elevazione da parte di Costa che commette fallo su Lentini. Punizione interessante per l'FC Alcamo. Sul punto di battuta va Bellia. C'è anche Giuseppe Cottone che poi si allontana. Solo Bellia a prendersi la responsabilità. Sarà un cross in mezzo al 99%. Due ne mette in barriera Cagnina, Lucera e Gio. Parte Bellia, Cagnina facilmente a prenderla. Il giocatore rimane a terra però.
Si tratta di Costa. L'arbitro allontana Lentini. Secondo l'attaccante dell'Alcamo non si trattava di verità nel dolore del giocatore del Bagheria, che è rimasto un attimo fermo. Tatticismi psicologici. Fanno parte del calcio. Caracappa, pallone largo per il cross in mezzo, pallone adesso ricevuto da Stassi dalla difesa avversaria. Una serie di tocchi lo destabilizzano, la riprende Lucera e si accentra un po' troppo, perde contatto con il pallone, copertura di Bellia con il fallo in attacco da parte di Lucera, secondo l'arbitro. Punizione per gli ospiti. Lentini chiede palla. Misseri a gesti gli dice: ma come faccio? Sei troppo lontano. Costa, Stassi, la girata, Badò mette giù, alza lo sguardo, trova però solo gli avversari. Stassi mette a correre Gio contro Gaspare Vivona, che lo ferma. Questo lancio però trova Caracappa, rimessa laterale per l'FC Alcamo. Recupera Bagheria con Rama, lì vicino c'è Gio. Imbucata per Stassi che va alla conclusione, è un cross basso a chiusura di Vitrano in calcio d'angolo. Stavano arrivando le forze dall'altro lato. Va Lucera dalla bandierina di testa, Badò allontana anche Gaspare Vivona. Nuova proposta, c'è il fallo di Rama ai danni di Caruso. L'arbitro gli ha detto calma. Va bene, Dani, va bene, Dani, va bene, va bene. Ancora Caruso, corre Bellia, si ferma, effettua il cross, salta Lentini, non ci può arrivare. Pallone recuperato e calciato da Caruso, poi la conclusione fuori. Occasionissima per pareggiarla, arriva a impensierire il Bagheria. Possibilità per Chifari, mani in volto per lui. Tentativo dell'ex Castellammare. Lo so. Stassi. Badò si aggrappa, commette fallo. Si va con la battuta, c'è Bartoloni. Florio. Ancora Bartoloni.
Nuovamente dietro per il centrale. Adesso Costa. Bartoloni, largo. Il passaggio di prima di Caracappa. Verso Giglio non funziona. Allora Di Giorgio ricomincia il Bagheria. Di testa il colpo di Costa. La riprende Riccobono. Lancio a cambiare gioco da Bellia. Supera Caracappa poi con l'esterno. Effettua il servizio. Spina. La ributta dentro. A cercare Lentini. Poi il fallo di Bellia. Nei confronti di Caracappa. Stassi cerca gli assist da Di Giorgio, parlano i due. Stassi molto arrabbiato. Di Giorgio ha spiegato la sua difficoltà. Cross provato da Gallina, ritenta, ma trova Chifari a 1 centimetro da lui. Vitrano. Corre Riccobono, evita l'avversario, corre l'FC Alcamo, ne salgono in 3 davanti Riccobono. Servito a Chifari. Sterza, al traversone basso, se la chiama Cagnina. A parte l'opportunità avuta da Chifari per il pareggio, sono arrivati più o meno tutti così i palloni per il portiere della Bagheria. Opportunità che si sono spente tra le braccia di Cagnina, che adesso gestisce. Serve Costa. Siamo alla mezz'ora. Sempre 1-0 il parziale grazie al gol di Caracappa al 14°. Stiamo calmi, pensiamo a giocare. Queste le parole di Vincenzo Virga da bordo campo. Lui che l'anno scorso allenò l'Alba Alcamo, quindi c'è stato un trasferimento nella stessa città da parte sua. Per quanto riguarda la squadra da allenare, esperienza in promozione anche sulla panchina del Carini. Che ha guidato anche in prima categoria. Nel momento di transizione da giocatore ad allenatore. Bartoloni, fallo di Riccobono. Punizione battuta, tutti oltre la linea di centrocampo. Bartoloni, Lucera, si fa vedere Bartoloni, Lucera la alza e scambia con Stassi, tutto di prima, Lucera va in mezzo, colpo di testa alto di Giglio. Grande giocata di Lucera. E grandi occasioni, arriva qualche applauso per lui dai pochi presenti tra dirigenti qui al comunale di Bagheria. Stadio che ha un grande potenziale, lo dimostrano i tempi d'oro con più di 4.000 persone a guardare la Serie D. Quando si chiamava interregionale.
anche per il fatto che in questo stadio giocano ben 3 squadre. Bagheria, quello che stiamo vedendo adesso, Bagheria 90-011, anche l'Aspra. Quest'ultima squadra però in futuro tornerà nel suo vero stadio, il Pietro Silvano. Ci sarà la ristrutturazione e anche la costruzione della pista d'atletica. Angolo per il Bagheria. Batte Caracappa. Corto. Si affida allo scambio con Lucera. Pallone largo, arriva Bartoloni. La controlla col mancino. Poi si trova davanti Giuseppe Cottone. Di Giorgio fa ricominciare l'azione addirittura da Cagnina. Il pallone però viene buttato fuori perché è rimasto a terra Giuseppe Cottone. Reccobono parla con i suoi, parla con Lentini. Poche chance per lui fino ad ora. Lucera stava scivolando con il pallone. Si ritorna da Cagnina. Costa. Gallina. Per Florio. Pallone girato da Gallina. Lo vede fino alla fine Stassi, poi va con il tiro al volo. Tentativo di Giorgio Stassi. Ha voluto calciare. Non l'ha però indirizzata. Il rinvio di Misseri, colpo di testa di Giorgio. Raccoglie Caracappa, poi Lentini. Impedisce alla Bagheria di continuare il possesso. C'era la sventagliata presa da Badò. Florio subisce fallo. Allora sarà calcio di punizione. Entrati negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo. Bagheria che continua a fare il suo. Non stanno arrivando molti tiri che siano in porta o fuori dallo specchio. Rimane maggiore il possesso palla. Caruso sbaglia nel servire Lentini. Pallone tutto su Florio. Qui Lucera subisce fallo.
Dalle proprie spiegazioni l'arbitro, anche in seguito a qualche protesta dei giocatori ospiti. Caracappa voleva controllarla, finito per passarla a Abado. Qui Florio risponde mandandola fuori. È arrivato un po' il sole ai giocatori in campo, specialmente a quelli del Bagheria che ce l'hanno contro. Visuale un attimo istruita. Costa per Cagnina, c'è l'attacco di Lentini. Cagnina, pardon, serve la propria difesa. Arriva Rama che non si prende il fallo, adesso sì, con il fischio dell'arbitro. Non li fai rischiare là dietro. Qualche secondo in più da aspettare, ma nulla di che. Di Giorgio dietro Costa. Florio a modo di salire, così come Bartoloni. Perde però il possesso, allora Riccobono, la rimessa è dell'FC Alcamo. Anzi è calcio di punizione, è stato intervento falloso. Badò batte la punizione, prova il colpo di testa Chifari, ma niente da fare. Badò col tacco, riprende però Caruso dietro per la difesa. Lancio lungo Di Giorgio, interviene lui. C'è Giuseppe Cottone, adesso Caruso, il recupero di Caracappa, un po' di spazio per il Bagheria. Stassi vede Lucera, voleva servirlo, pallone troppo però su Misseri, cambio di gioco, tutto sul portiere. Lucera comunque apprezzato perché ha battuto le mani al compagno. Sguardo su per cercare e trovare Bellia. Pallone per Giuseppe Cottone, cross basso, recuperato con qualche palleggio in più da parte di Costa. C'è però fuori gioco. Andrea, chiamane a qualcuno. Non andiamo a vuoto, dice Cagnina. Lucera fermato nel momento della sua girata da Riccobono. Di Giorgio cerca di farsi vedere Gallina tra le linee. Adesso Costa con il petto Stassi largo, Lucera da Bartoloni, cross su Miseri.
difficoltà l'Alcamo. Allora Di Giorgio, subito uno sguardo a destra dove c'è Gio, rientra il passaggio per Di Giorgio, il cross, Stassi di testa, fuori, bella azione del Bagheria, si dispera Stassi, Bellissima, il cross in mezzo sono dentro dove la metto, porca puttana. di Giorgio, impreciso, Stassi di testa. Prossima, tranquillo. Prendi la misura. Mancata soltanto la precisione in questo caso, perché la trama si è sviluppata molto bene. Lentini vuole Chifari, di testa Bartoloni, Attento! Cagnina nel rilancio davanti Lentini, pallone raccolto da Riccobono, si allarga Giuseppe Cottone, Riccobono invece va al cross in mezzo, di testa Chifari, la prende male, Lentini si stava sganciando dal fuorigioco, Chifari non ha visto il movimento a rientrare di Lentini, che a sua volta si doveva disinteressare, quindi Chifari è rimasto lì a metà. Si aspettava qualcosa di diverso. Riccobono aveva rubata a Bartoloni, adesso il passaggio di Lentini in fuorigioco Chifari. Costa, Stassi dietro da Di Giorgio, deve fare qualcosina in più per controllarla. Rama verso Gio, altro rilancio stavolta di Gaspare e Vivona, la prende Riccobono, attaccato da Caracappa, pochi tempi con Caruso, e allora Lucera a fronteggiare Badò, che interviene in maniera regolare, poi va a recuperare palla Caruso con Lucera che era rimasto a terra, tutto senza fallo, siamo dentro il tempo di recupero con l'FC Alcamo che vuole combinare qualcosa prima di rientrare negli spogliatoi. Cross di Vitrano, tutto su Florio, corre Gio, ma soprattutto Lucera che riceve nuovo duello con Badò, rientra Lucera, si fa vedere Stassi, va Lucera, vuole il gol al giro, trova soltanto il fondo del campo. Arbitro che lascia giocare, non si è perso tantissimo tempo nel corso di questi 45. Occhio a Chifari, pallone largo per Bellia, il cross da fermo, cammina esce, ma c'è il colpo di testa dell'FC Alcamo con Lentini che ha la chance allo scadere prima del duplice fischio. 1-0 Bagheria, sta decidendo la rete di Caracappa al 14esimo, poco fa la chance per Kevin Lentini di fare 1-1, così come ce l'ha avuta Chifari un po' di minuti fa. Noi ci prendiamo una pausa, poi torniamo in diretta dal Comunale di Bagheria per il secondo tempo. La capolista Marsala Futsal cerca in casa del CUS Palermo punti importanti per proseguire il proprio viaggio solitario al comando della classifica del girone H di Serie B di Futsal. La partita inizia però all'insegna degli attacchi da parte della squadra di casa con questo calcio di punizione tentato da Leto, la palla respinta dall'estremo difensore marsalese. Insiste ad attaccare la squadra di Sgro che qui raccoglie i frutti con il gol dell'1-0. Esplode la parte
di Palacus riservata ai tifosi palermitani. Si sblocca il risultato e a sorpresa a sbloccarlo è la squadra di casa. Non ci mette molto però il Marsala Futsal a reagire. Qui De Bartoli si divora il gol dell'1-1 da pochi passi, ma sul calcio d'angolo seguente arriva Abate, che con il tocco di giustezza batte Lo Piparo, realizza l'1-1 e viene subito abbracciato dai compagni. Rimette subito in riga la partita la capolista con Abate che predica calma. Qui Marsala che recupera un pallone dalla propria retroguardia, c'è subito la ripartenza con la conclusione di Patti che si perde fuori di pochissimo. Lo Piparo che sembrava battuto, insiste la squadra di Torrecon, qui con De Bartoli che anticipa l'uscita di Lo Piparo ma non trova la porta. Poi dall'altra parte tiro libero per il Cus Palermo, lo batte Fifetto Leto che realizza il 2-1. Torna avanti il Cus, autore di un ottimo primo tempo a testa alta e alla pari con l'indiscussa capolista di questo campionato, l'esultanza di Leto che appena un'altra chance, sempre dal dischetto del tiro libero. L'arbitro fischia, lui parte col suo sinistro, questa volta arriva la parata e anche sul tapin tentato da Quinario che va ad un passo dal 3-1. Dall'altra parte torna ad accendersi De Bartoli che va in contropiede, batte Lo Piparo 2-2. L'esultanza davanti ai tantissimi tifosi giunti da Marsala per tifare per la capolista, e c'è il secondo aggancio in questo primo tempo molto intenso giocato al Palacus. De Bartoli che prova ancora a mettersi sulle spalle la squadra, qui conclusione che si perde fuori. Altra palla persa dal Cus Palermo che nel finale del primo tempo sbanda in maniera evidente. Bravo Lo Piparo su Foderà, poi ancora De Bartoli torna dal suo numero 26 che controlla e calcia ancora Lo Piparo col fianco a dire di no. Con le immagini prodotte da Andrea Germano passiamo al secondo tempo che inizia così, con questa azione. Neanche 10 secondi, De Bartoli scarta sul sinistro, spara la bomba mancina dal limite, batte Lo Piparo 2-3. Per la prima volta in vantaggio la capolista con l'assolo di De Bartoli che inizia il suo personale show di questo secondo tempo. Lo vedremo più avanti, ma intanto vediamo il tentativo di reazione da parte del Cus. Qui non riesce il tap-in vincente da pochi passi, ma occhio a questo calcio di punizione, è uno schema per De Bartoli con la spaccata, col mancino davanti la porta. Era andato a vuoto Lo Piparo sulla punizione e allora non solo il primo vantaggio della gara, ma per il Marsala è la prima volta con 2 reti di vantaggio. Altro calcio di punizione per la squadra di Torrecon che questa volta va per i pali e questa volta Lo Piparo è bravo. Il Cus cerca di reagire ma il Marsala ha decisamente cambiato marcia e qui ancora con De Bartoli trova la rete del 2-5 dopo la bella giocata in tandem con Foderà, l'abbraccio tra i due, il +3 della capolista del campionato che adesso allunga e qui cerca anche di difendersi dagli attacchi da parte del Cus. Qui Quinario perde palla, poi la riconquista con un po' di furbizia e davanti al portiere non sbaglia, e la rete del 3-5, tutto il talento e tutta l'intelligenza e la furbizia di Marco Quinario per riportare sul -2 il Cus che adesso ci crede e con questa conclusione impegna ancora il portiere ospite. Poi ancora un'azione tentata dal Cus Palermo con il servizio sulla sinistra, la respinta ancora dell'estremo difensore marsalese. Calcio d'angolo dall'altra parte per il Marsala, bravissimo Lo Piparo a volare su Patti. Poi ancora tentativi da parte della squadra in maglia azzurra con la conclusione non benissimo qui Lo Piparo. La palla poi scaricata indietro da De Bartoli e c'è gloria anche per Foderà che realizza la 6ª rete del Marsala Futsal. Ma a prendersi gli abbracci in panchina, un gol pesantissimo perché stava provando a crescere il Cus Palermo che qui perde una brutta palla in power play e allora De Bartoli piano piano buono 3-7 e ancora gol e sono 5 per De Bartoli in un'altra giornata campale per lui. E poi su questa azione termina la partita, arriva la sirena finale ed è l'ennesima meravigliosa vittoria per il Marsala Futsal che continua a correre a punteggio pieno verso la Serie A2. Perde ancora in casa il Cus Palermo. Primo tempo abbiamo offerto una prestazione bruttissima, la squadra è scesa in campo svogliata, non era sulle gambe. Diciamo che sulle seconde palle loro arrivano sempre prima di noi. Abbiamo incontrato un Casteldaccia che era ben messo in campo e aggressivo al punto giusto, quindi non è solo demerito nostro. Che hanno fatto una grande partita e ci hanno messo in difficoltà, ma noi primo tempo spenti. Secondo tempo abbiamo reagito bene, siamo entrati in campo da Castellammare,
e l'abbiamo recuperata. Addirittura la potevamo anche vincere, come poi all'ultimo la potevamo perdere, però eravamo troppo sbilanciati, ormai pensavamo di fare anche il 3-2. Alla fine siamo contenti perché per come si era messa la partita è un gran punto. Però c'è un po' di rammarico per come abbiamo regalato un tempo, ma ci accontentiamo. Sicuramente puntavamo a vincere in casa, era il nostro obiettivo. Ti ripeto, purtroppo non è stato così, però per come è andata la partita ci prendiamo questo punto che è prezioso. Cercheremo di vincere la prossima in casa con la Parma. Vale. Prendere gol alla fine del primo tempo nei minuti di recupero è stata, diciamo, una mazzata tremenda. Prendere il 2-0 all'inizio della ripresa avrebbe, diciamo, ucciso un toro, e invece questa squadra ha dimostrato ancora una volta di avere carattere, di avere grinta, e abbiamo recuperato la partita. Forse magari sarò di parte, però nel secondo tempo li abbiamo chiusi nella loro metà campo e probabilmente avremmo anche meritato il 3-2, però voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Queste partite normalmente si perdono e aver preso un punto comunque ci fa andare avanti e evitiamo una sconfitta che in un determinato momento della partita sembrava cosa fatta, però ripeto, voglio esaltare e sottolineare la reazione del gruppo che ci ha creduto e abbiamo realizzato 2 gol di ottima fattura. Un pareggio comunque con una squadra viva, che il Casteldaccio è una squadra viva e secondo me Pietro Tarantino non avrà difficoltà a centrare la salvezza. Noi continuiamo il nostro percorso, ci avviciniamo al raggiungimento della salvezza, abbiamo un altro turno in casa, giocheremo di domenica questa volta contro la Parmonval. Sarà anche questa una partita dura perché la Parmonval è una delle squadre più in palla del campionato, una squadra molto rognosa e sarà sicuramente una bella partita. Ripeto, cercheremo noi di onorare il campionato fino all'ultimo, tanto cercheremo di blindare la salvezza, e finché la matematica non ci darà, non ci guiderà, cercheremo di attaccare possibilmente il quinto posto per dare un senso al nostro campionato. Il primo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, la dovevamo sbloccare già prima, però è arrivata al 46esimo con un grandissimo gol di Mocciano e abbiamo considerato il primo tempo veramente fatto bene. Il secondo tempo abbiamo fatto il 2-0 e poi forse è subentrata la paura di vincere, perché purtroppo quando magari insegui il risultato può succedere pure questo. Poi loro hanno avuto un po' di supremazia e sono stati bravi a fare il 2-1, ingenui noi perché l'abbiamo preso su un fallo laterale e poi il 2-2, però dico che è un peccato per noi perché abbiamo buttato veramente 2 punti al vento. Alla fine potevamo fare pure il 3-2, ma pazienza, Giovanni sta tirando la carretta tutto l'anno, ha fatto un altro gol oggi, mi sembra che è il capocannoniere del girone. Io sono contento dei miei 2 attaccanti, più Fuschi, stanno facendo un grandissimo campionato. Peccato perché ripeto, potevamo fare veramente il colpaccio qua con questa squadra che per me è una delle squadre più forti che c'è in questa categoria. La prossima settimana giochiamo col Piana, un'altra partita difficilissima come tutte le altre, però giochiamo in casa, per dire in casa, giochiamo a Marineo e giocheremo per vincere come abbiamo fatto tutte le partite. Dobbiamo giocare sia quest'anno e il prossimo anno fuori casa. La data è novembre 2026, però si sa, la burocrazia, quella italiana, non si sa quando iniziano, non si sa quando finiscono.
È iniziato il secondo tempo di Bagheria FC Alcamo. Punteggio sull'1-0. Sta decidendo il gol di Caracappa al 14esimo in questo anticipo della 20ª giornata di promozione siciliana Girone A, con il Bagheria in maglia bianca che va al cross con Di Giorgio al volo. Stassi completamente fuori bersaglio. FC Alcamo che risponde in tenuta bianconera, nessuna variazione nelle due formazioni all'intervallo. Bagheria che è tornato con il suo 4-3-3 di Angelo Tomasello, Cagnina in porta, in difesa Di Giorgio, Costa, Florio e Bartoloni, a centrocampo Caracappa, Rama e Gallina, in attacco Gio, Stassi e Lucera. A disposizione in panchina Crisafulli per la porta, poi D'Amico, Lopresti, Abate, Fiorentino, De Giorgio, Boatta, Bartolone e Geraci. FC Alcamo che è andato anch'esso con il 4-3-3, quello di Vincenzo Virga, Misseri in porta, in difesa Vitrano, Badò, Gaspare Vivona e Giuseppe Cottone. A centrocampo Chifari, Riccobono e Caruso. In attacco Spina, Lentini e Bellia. A disposizione in panchina Pillitteri per la porta, poi Drago, Federico Vivona, Mancuso, Failla, Lo Piccolo, Tantillo, La Mattina e Cinà. L'arbitro della partita è Flaminia Di Gregorio di Agrigento, assistita lei da Tommaso Mangiapane e Ilaria Butera, anche loro della sezione di Agrigento. Si intensifica la pioggia a Bagheria. Arrivata, è andata via nel corso del primo tempo in maniera leggera, adesso leggermente più pesante questo secondo tempo. Bartoloni attaccato da Chifari. Riprende Costa. Dietro da Cagnina. Movimenti a bordo campo, dove si scalda una riserva dell'FC Alcamo. Potrebbe trattarsi di Daniel Tantillo. Lucera. Sterza, si allunga troppo il pallone, lo riprende Badò, che riesce nel passaggio per Riccobono, spallata di Lucera e fallo. L'arbitro era lì. Battuta affidata a Misseri. Totalmente dall'altro lato il pallone, cross in mezzo, arriva per ben 2 volte Spina. Nel voler impensierire Cagnina, si chiede il calcio d'angolo, non c'è. Inserimento di Loris Spina. Alcamo che è andato vicino al pareggio 2 volte, prima con Chifari e poi soprattutto con Lentini, un colpo di testa a lato di poco. Allo scadere del primo tempo qui Gio corre, propone verso Gaspare Vivona, ma niente da fare. Caruso, Spina a Florio davanti.
Costa, lancio lungo verso Gallina. Vitrano se la porta fuori. Sale così il Bagheria. Si gioca sotto la pioggia qui in provincia di Palermo. Lucera si ritrova a fronteggiare Chifari che lo supera. Altro duello con Lucera protagonista. Poi propone dentro, non c'è nessuno a prenderla. Se la porta avanti con scioltezza Bellia. C'è il fallo. E il fischio dell'arbitro. Lentini, pallone di prima con Spina che allarga, pallone per Bellia, serve dietro il cross di Caruso, allontana la difesa in maglia bianca, Rama per Di Giorgio, si tenta il recupero da parte dei bianconeri, anche in questo caso c'è poco da fare. Stassi per poco, non c'è stato l'aggancio, poteva permettere lui il contropiede. Qui Spina in fuorigioco, pallone verso Chifari, Cagnina la alza per Bartoloni, lancio lungo di Bartoloni per Lucera, sterza come al solito, è entrato in area, passaggio per Stassi, voleva lasciare dietro per far concludere Gallina, era molto chiuso Stassi in quel momento. Ancora il capitano della Bagheria. Che lotta. In mezzo al campo. Il tiro dalla distanza di Spina finisce sul fondo. Emblematica la situazione a bordo campo lato panchine, perché le panchine non soltanto sono corte, ma sono anche rotte e quindi l'acqua entra. C'è una riserva dell'FC Alcamo che adesso sì, si è seduta, ma fino a poco fa era all'impiedi sopra la panchina, costretto questo giocatore ad avere la schiena curva perché si doveva proteggere dalla pioggia, copertura garantita dal tetto che era praticamente vicino. Lato Bagheria invece ci sono 2 ombrelli aperti perché sopra il tetto della panchina non c'è, è bucato in quel punto, in quei punti. Situazione molto degradante purtroppo. Anche noi ci troviamo a bordo campo con
alle spalle una tribuna coperta inagibile. Situazione che ci costringe a subire la pioggia. Non solo a noi che riproponiamo le partite, ma anche all'attrezzatura, al materiale. Che serve? Caracappa. Bartoloni. Per Costa. Oggi per lui giorno speciale, infatti fa 23 anni. Fino a questo punto è una partita abbastanza pulita da parte sua, così come per il resto della difesa. Fallo di Bellia. Poi l'arbitro va ad ammonire il DS del Bagheria, Francesco Tantillo. Aveva protestato già nel primo tempo. Adesso si becca il giallo. Cambio nell'FC Alcamo, esce Chifari. Entra Failla. Prima mossa di Virga. Dunque dentro Francesco Failla. Continua a scaldarsi invece Tantillo, così come Fiorentino, lato Bagheria. Cross in mezzo, Badò di testa lontana. Pallone ripreso da Caruso. Di prima spina. Il passaggio di Riccobono a far correre Lentini. C'è prima Bartoloni che non si rifugia da Cagnina, ma fa il giro largo. Adesso torna sui suoi passi, avendo uno sguardo sicuro verso la porta da attaccare, che è abbastanza lontana, ovviamente. Rama. Gallina fermato da Riccobono. La copertura di Bartoloni per la rimessa dell'Alcamo. Costa. Gallina di prima verso Lucera che vuole la rimessa, la ottiene. Bartoloni alla rimessa prova soltanto le mani avversarie con Riccobono, Lentini. Pallone adesso di Costa. Ha smesso adesso di piovere. Virga chiede ai suoi di salire. Bagheria che ha bisogno di chiuderla. Non arrivano però tantissime occasioni da gol. Non ce ne sono neanche state in generale in questa partita, né da una parte né dall'altra. Alcamo ne ha avute 2, però sono state significative. L'ha avuta anche Stassi per raddoppiare lato
Bagheria. K, costretto ad andare indietro da Costa. Adesso Florio. Pensa a Lucera a salvarla. Costa. Stassi la colpisce male, poi prova lo scambio di testa con Caracappa. Di Giorgio regolare, si rialza Failla. E ancora Di Giorgio, questo pallone va dietro da Cagnina. Ancora Florio per Lucera. Costa, lancio lungo verso Gio. Prima ci arriva di testa Giuseppe Cottone. Costa subisce un colpo, ma va a commettere fallo lui. La punizione sarà dell'Alcamo. Fallo subito da Lentini. Entrati nell'ultima mezz'ora. Con questa punizione per l'Alcamo che ci vuole credere alla fine. Occhio alla conclusione larga di Riccobono. Capitato lì il pallone. Non l'ha indirizzata. Può essere un segnale però. Buona chance dell'Alcamo. Con il proprio capitano Marco Riccobono a dettare i ritmi in mezzo al campo per la squadra bianconera. L'alzata di Gaspare Vivona per Caruso. Davanti si mette Costa. Serve dietro Rama che rilancia. Intervento regolare qui. Il recupero di Giorgio. Serve lì vicino Gallina. Qui la trattenuta. C'è il fallo. Subito da Gio. Commesso da Spina. Primo ammonito della partita. Punizione per il Bagheria, già battuta con Florio che allarga da Lucera. Accentra in mezzo il pallone, esce Miseri. Alla fine la trattenuta. Il portiere dell'Alcamo. Bellia, deviazione di Bartoloni. Rimessa per gli ospiti. Che salgono con il pallone di Vitrano. Proposto da
Riccobono, ancora Vitrano, largo per Bellia. Il cross sfruttando il rimbalzo, si cerca il mancino di Failla, si reclama un fallo di mano in area. C'è soltanto angolo per l'arbitro. C'è qualche protesta da parte del Bagheria. Non c'è stata deviazione. La battuta in mezzo, secondo palo, il colpo di testa di Lari Spina, il gol dell'Alcamo che fa 1-1. Il gol di Spina che fa gioire un'intera panchina, tutta in campo. L'FC Alcamo raggiunge questo pareggio. Stava iniziando a spingere un pochino in più rispetto a prima la squadra bianconera Bagheria, che pecca al solito la produzione di opportunità non concretizzate. Oggi non ce ne sono state moltissime. C'è stata la difficoltà di chiudere la partita. L'Alcamo l'ha pareggiata con Spina. Che proprio in questo stadio l'anno scorso con la maglia del San Giorgio Piana ha festeggiato il salto in eccellenza. Oggi si ritrova a segnare. Finito di scontare di recente una lunga squalifica. Tornato a disposizione di Virga. Occhio però al mancino al volo di Stassi, bloccato da Abadò. Ultimo tocco di Bartoloni, rimessa Alcamo. Torna la pioggia. Anche qualche parola non proprio limpida tra i giocatori in campo. Fuori gioco di Lucera. E adesso si lotta in campo con l'FC Alcamo che ci crede. Apertura provata da Riccobono verso Vitrano. Lucera se la allunga, prova a rincorrere Bellia, si torna indietro da Giuseppe Cottone, prova il tunnel su Bartoloni, non viene ingannato il terzino della Bagheria. Cottone rimane giù, azione viene fermata per l'assistenza sul giocatore dell'Alcamo. Occhio a Bartoloni che ce l'ha con Cottone. Ammonito l'argentino.
Nel frattempo parlano Riccoboni e Lucera su una situazione precedente. Lucera non contentissimo, si chiede il cambio per Giuseppe Cottone che sembra non farcela, dolore alla spalla sinistra per lui. Lo vedete, Lucera arrabbiato. Bagheria ha pronto anch'esso un cambio con Fiorentino. Esce Giuseppe Cottone. Qualche secondo fa c'è stata la sostituzione con ingresso in campo del suo sostituto che a breve vi comunicheremo. Espulso dalla panchina Giovanni D'Amico per proteste. Lato Bagheria a bordo campo. Dunque espulso dalla panchina D'Amico. Cambio dell'Accamo che viene effettuato in questi secondi. C'è Lo Piccolo pronto ad entrare. Un po' di confusione a bordo campo, anche in mezzo al campo con varie discussioni. Vengono allontanati due dirigenti della Bagheria in prossimità della linea di centrocampo. Entra adesso Lo Piccolo per l'FC Alcamo. Al posto di Vitrano per infortunio. Notifichiamo, non Giuseppe Cottone. Nel Bagheria invece è uscito Gallina, è entrato Fiorentino. Che ora K va dietro dove c'è Florio Di Giorgio. Fiorentino, nuovo entrato. Guarda l'area, cross deviato. Pallone allontanato dalla difesa bianconera. Lucera. Il duello è con Bellia. Pallone ancora non messo fuori. Cerca di recuperarlo Bellia. Lancio fino a se stesso, un quarto d'ora alla fine. Come può riprendersi il vantaggio il Bagheria, anche se
necessita di qualcosa, l'Alcamo può rimontarla. Lentini verso un lancio in profondità. Nessuna speranza, allora Lucera va verso il centro. Scambio con Stassi, stava arrivando il pallone, ma dall'altro lato si presenta Gio, cade in aria, non c'è nulla per l'arbitro che era lì. Ha cercato il calcio di rigore il Bagheria per poterla chiudere, per potersi riprendere il vantaggio in maniera più semplice. Fiorentino, mezzo a 3 maglie bianco-nere, il cross in mezzo, pallone raccolto da Gaspare Vivona, allontanato anche da Ricco Bono. Florio, Bartoloni contro Ricco Bono, apertura dove c'è Fiorentino. Si deve fermare, serve dietro di Giorgio, insiste con la corsa, effettua il traversone basso, anche un po' sporco, poi il tiro provato da Caracappa. Lamentato un fallo, ma alla fine il tiro viene bloccato da Misseri. Caracappa, Lucera con lo scontro incluso. Apertura di Bartoloni, la prende Stassi, chiede palla a Bartoloni, allarga invece da Gallina. Traversone in mezzo, colpo di testa all'indietro di Stassi. Grande parata di Misseri, ma tutto fermo per fuori gioco. C'è un cambio. Entra Federico Vivona per l'Alcamo. Esce l'autore del gol dei bianconeri, Spina. Il colpo di testa da parte sua sta facendo sperare l'Alcamo nella rimonta. Tutto fattibile. Lentini, evita di Giorgio, viene chiesto il cross, lo effettua, allontana Cagnina. Grazie all'aiuto anche di Bartoloni, che era accanto a lui. Rimessa laterale, lo dice anche a voce l'arbitro. Data la distanza vicina con la bandierina del calcio d'angolo. Pallone proposto da parte di Caruso verso Faila. Ancora Caruso, un paio di palleggi, servizio al centro verso Lentini. Si alza in un attimo la bandierina a segnalare il fuorigioco. Apertura, occhio però, perché c'è la presenza di Bellia, la prende adesso Lucera. Corre, si inserisce, pallone per Stassi, esce però Misseri. Non viene scavalcato, Badò, scivolata regolare, no, perché l'arbitro fischia. Badò dice ho preso la palla. Non è stato così.
Batte Lucera, la punizione passa verso il secondo palo, cercava la deviazione di Stasi e calcio d'angolo. Parte Lucera sul primo palo, pallone allontanato, a rincorre Lucera. In mezzo a due, cade, fallo. Punizione immediatamente battuta. Bagheria non vuole perdere tempo, allarga Bartoloni. Tocco che favorisce Di Giorgio al cross. Sballato. Chiude Giuseppe Cottone. Sull'arrivo del Bagheria da quelle parti. Adesso cerca di spingere la squadra di Tomasello. Non vorrebbe rimanere col pareggio. In questo momento Bagheria che aggancia il Montelepre in cima alla classifica, col Montelepre che giocherà domani a Santa Margherita di Belice contro la Margheritese. Sul campo in terra battuta, punizione. Va Lucera come prima a battere per Misseri. Serie di marcatura uomo all'interno dell'area. Parte Lucera al centro, allontana Badò. Accamo tutto chiuso in difesa, anche se qui cerca di mostrarsi con Riccobono. Rama. Largo da Fiorentino. Di Giorgio. Per Rama. Bartoloni. Stasi. Sull'esterno. Il traversone viene contrastato da Badò. Poche sbavature da parte sua questo pomeriggio. Lucera, sguardo su, finta nel cross, chiusura in rimessa laterale con l'Alcamo che può respirare perché la rimessa è su. E Virga effettua un altro cambio. Esce Caruso.
Al suo posto Drago. Che prende il primo pallone della sua partita, lo serve a Lentini. Fiorentino subisce fallo. Punizione per il Bagheria. Si continua così, approfittando delle palle inattive. La battuta in mezzo, il colpo di testa ad allontanare di Failla. Caracappa, nuovo cross, deviato, Failla salva. Il calcio d'angolo per gli avversari, c'è quantomeno la rimessa laterale, meno pericolosa. Fiorentino, fino in fondo, cross in mezzo, colpo di testa fuori di Florio. A sfiorare il 2-1. Che chance per Florio, che dalla difesa si è andato ad inserire. Lentini, colpo di testa, verso di lui il passaggio per Drago appena entrato. Non si prende l'angolo per l'arbitro. La protesta della panchina dell'Alcamo verso questa decisione. Vado. Lancio lungo. Per vie centrali non c'è nessuno disponibile. Serie di colpi di testa, la prende Lentini. La chiede per lì a largo a destra. Fallo su Lentini. Riccobono batte la punizione. Aveva chiesto palla allo piccolo subito. Non è stato accontentato Lentini. La perde, spalla alla porta, poi pallone di Costa e calcio d'angolo. Non subisce fallo il centrale della Bagheria. Sarà tiro dalla bandierina per l'Alcamo, che non ha mai smesso di crederci dal primo minuto. E sarà così fino alla fine. Babellia. Parte la traiettoria in mezzo. Stassi è decisivo a spizzarla per non far colpire di testa gli avversari, che praticamente avevano lo sguardo verso la porta. Dritto per dritto. Intanto le nuvole cercano di scomparire. Imbucata per Lentini, calcia male da buonissima posizione. Sfortunato l'attaccante dell'Alcamo, da lì poteva fare veramente male. 6 di recupero per questo finale, aperto a qualsiasi scenario.
al comunale di Bagheria. Di Giorgio, Fiorentino, serve sbrigarsi, soprattutto per il Bagheria. Un punto per l'Alcamo rappresenterebbe oro, anche se la squadra di Virga può ambire benissimo la vittoria. Rimessa lunga, di testa Florio, di testa anche Gaspare Vivona per Drago. Un rimpallo favorisce il Bagheria. Gio la prende in maniera regolare, senza con il tocco di braccio. Per questo l'Alcamo protesta. L'ha presa comunque Misseri. Fallo, no. E allora l'azione prosegue. Lentini da fuori. Cagnina risponde. Il pallone è ancora vivo. Cross morbido in mezzo. Tra Lentini e Drago non c'è un tiro verso la porta. Lancio lungo di Giorgio verso Gio. Di testa Giuseppe Cottone. La prende Gio. Il passaggio per Stassi. C'è. Stassi però no. Perché già si era buttato in avanti. Bartoloni. Subito. Verso Lucera. Punta Bellia, ancora Lucera. Verso il centro. Cross morbido di testa. Gio prova il colpo. Non è ben coordinato. E quindi il colpo di testa non c'è. Altra opportunità importante per poter colpire. Altro sospiro di sollievo per Misseri, che va a uno dei tanti rinvii, lanci della sua partita. Lentini di testa. Occhio al cambio di gioco. Dall'altro lato c'è Bellia solo. Deve rincorrere però il pallone. Lo fa. Lo raccoglie. Bartoloni. Si mette davanti all'avversario. Lo evita. Lo lascia a terra. Poi si va a scontrare con Riccobono. Interviene l'arbitro con il cartellino giallo per il capitano dell'Alcamo. Occhio agli animi con Caracappa, che se la vede con lo piccolo. C'è anche l'intervento di Florio. Hanno qualcosa da dirsi lo piccolo e Florio. Spray invece per Bartoloni. Fuori Bartoloni e Riccobono per qualche secondo. Le squadre sono attualmente in 10 uomini. Punizione Bagheria. Batte Rama per Caracappa. Può entrare? Pallone largo per Lucera. Cross respinto da Bellia. Interviene Rama in mezzo a due. Pallone per Gallina, che non si spiega questo servizio. Gallina stava rientrando dal fuorigioco. Pallone sprecato. Sesto di recupero. Dunque ultimi
60 secondi da giocare. Verrà aggiunto qualche secondo in più per il fallo di Riccobono su Bartoloni, che è costato il giallo al centrocampista dell'Alcamo. Punizione Bagheria. La girata di Di Giorgio, la finta. Rama. Caracappa. Il lancio è verso il centro dell'area, si cerca la testa di Florio. Lentini si allunga. Fallo su di lui da parte di Fiorentino. Cartellino giallo. Spende il fallo Domenico Fiorentino. E i minuti di recupero sono ufficialmente scaduti. L'Alcamo sta andando benissimo così. Ha sfiorato la possibilità di rimontare questa partita, però questo punto conquistato e ancora ci vuole qualche secondo per ottenerlo ufficialmente. È davvero tanta roba al comunale di Bagheria contro la seconda in classifica. Stassi evita Badò, ma c'è il triplice fischio ufficiale. Esulta l'Alcamo perché strappa un punto preziosissimo al comunale di Bagheria. Bagheria che aggancia il Montelepre in vetta alla classifica. Ma c'è tanto rammarico per la squadra di Tomasello, che non ha saputo chiudere questo match. Alcamo invece sale a 24 punti. Poteva anche vincerla e in caso non avrebbe rubato nulla, ma a questo punto se lo tiene veramente stretto la squadra di Virga, che ha pareggiato con Spina in risposta al gol di Caracappa arrivato nel primo tempo. Espulso D'Amico dalla panchina del Bagheria per proteste. Non ha cambiato nulla nel numero dei giocatori in campo per squadra. Prossimo weekend ci sarà la trasferta al centro universitario sportivo per il Bagheria contro il Cus Palermo. Alcamo invece che tornerà in campo mercoledì per recuperare la sfida contro il Mazzara al Catella. È tutto da Bagheria, grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci, alla prossima.